Il piano sociosanitario e il nuovo ospedale dell'USL 17 sono stati i temi dell'incontro di Veneto delle Libertà Bassa Padovana, organizzato da Leonardo Padrini, presidente della Quinta Commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto, che si è svolto ad Este lunedì 17 settembre. È un piano importante perché stabilisce una prospettiva e dà delle certezze alla sanità del Veneto. È un piano che mette in ordine il territorio, garantisce ospedali sempre più qualificati e soprattutto garantisce dei posti letto territoriali che serviranno per coloro che vengono dimessi dall'ospedale e per quegli anziani che hanno bisogno di strutture vicino a casa perché hanno delle malattie croniche che devono essere controllate. Esisteva un ritardo nella sanità dell'US numero 17 e questo ritardo ha portato a una carenza di investimenti nei 2+2 ospedali che c'erano nella zona, e quando è venuto il momento di fare investimenti si è avuto il coraggio di fare un grande nuovo ospedale pubblico. Basta ricordare che quello precedente fu fatto 16 anni fa e dopo 16 anni ne abbiamo fatto uno di nuovo, quindi vuol dire che se per 16 anni non si è avuto il coraggio di affrontare un tema così delicato che tocca tanti interessi, che si occupa della gestione di 8 miliardi e mezzo di euro, che ha 60.000 occupati diretti, è evidente che è servito buttare il cuore oltre la difficoltà. All'incontro ha partecipato Remo Sernagiotto, assessore regionale al sociale. È stata l'occasione per parlare con i cittadini e capire dove sta andando il Veneto nel quadro nazionale di un paese dove cresce la disoccupazione, aumenta la povertà e si ha l'impressione che lo Stato sia lontano dai cittadini. Guardi, la democrazia è una, quando dei cittadini delegano attraverso le elezioni democratiche. Io che giro molto sul tema della disabilità, su 20 persone ci sono 19 opinioni. La politica, quella buona, è quella che ha il coraggio di scegliere. Vede, le posso citare l'unica grande riforma che ha fatto questo Stato negli anni 50, l'ha fatta Alcide De Gasperi, quando ha fatto la riforma agraria. Si è trovato un 15% del paese contro, ma quello ha portato il paese da un paese sudamericano a un paese europeo. È chiaro che quando chi ha la responsabilità fa delle scelte e non vanno bene a tutti, con i cittadini si discute, poi si fa sintesi e poi decidere. La forza è di chi decide nel cambiamento. Vede, io credo che chi non fa nulla sbaglia, chi fa qualcosa può anche sbagliare, ma è certo che chi non fa nulla sbaglia. L'incontro si è concluso con la discussione sulla nuova legge elettorale, indispensabile per ristabilire il rapporto fra elettore ed eletto, perché torni la fiducia nelle istituzioni e gli elettori ritrovino la fiducia per la politica e i partiti che li devono rappresentare. Il cittadino deve riappropriarsi dei suoi spazi. Noi vogliamo eletti dal popolo e non nominati dai partiti.